Il Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Non posso neanche metterla fuori perché se ne sta andando centinaia di lavoratori. E arrivederci in una prossima vita. Voglio la lotta per la libertà e non dirmi che c'è stata già. Sono legato, sono incatenato e chi mi scioglie non è ancora arrivato. Tu che in TV parli con tanto orgoglio e sai già tutto di quello che voglio. Ormai vivere soppressi da uno Stato che ti inganna, che ti divora e che alla fine ti condanna. Pagare tasse ad uno Stato che è assente, pretende solo e non ti garantisce niente. La soluzione, azione contro l'istituzione, è la rivoluzione. La mia opinione, azione contro l'istituzione, siamo in rivoluzione. Lotta per la libertà, lotta per la libertà, lotta per la libertà, lotta per la libertà. La soluzione, azione contro l'istituzione, è la rivoluzione. La mia opinione, azione contro l'istituzione, siamo in rivoluzione. Siamo in rivoluzione. Mi sembri incantato. Gli argomenti della settimana sono essenzialmente due, sono di interesse generale, sono di interesse internazionale, ma riguardano anche e soprattutto il nostro paese. Iniziamo da quelle che sono le elezioni che si sono celebrate in Ungheria e più di qualcuno da parte dei banchi della sinistra, parlamentare ed anche extraparlamentare, nelle ultime ore dice: ah, ma la sconfitta di Orban è una sconfitta dei sovranisti europei, è la sconfitta di coloro che guardano verso il centrodestra e è il trionfo della sinistra. Ma in realtà sono davvero poco informati, per non dire ancora una volta questi agitprop della sinistra continuano a portare avanti informazioni assolutamente inveritiere, perché se solo si guarda quello che è il risultato che vi è stato nel corso delle ultime ore in Ungheria, ci si accorge innanzitutto che Peter Magyar altro non è che un conservatore e quindi viene fuori da quella che è una tradizione che tutto può essere tranne che di sinistra o progressista. Orban anch'egli viene fuori da una tradizione di oltre 16 anni
di conservazione, con delle posizioni che spesso sono state criticate sul palcoscenico internazionale, ma che erano in realtà posizioni che andavano nella direzione opposta e contraria rispetto alla von der Leyen, sul cui ruolo torneremo di qui a qualche istante. E il terzo classificato, così lo potremmo definire, all'interno di quella che è stata la competizione in Ungheria, che si è testé celebrata, anche lui proviene da quelle che sono forze di destra, forze comunque reazionarie rispetto a quello che può essere il profilo della sinistra europea, sinistra non soltanto di carattere socialdemocratico. Quindi potremmo dire sostanzialmente che la destra o il centrodestra battono la sinistra 3-0 in Ungheria, se volessimo utilizzare un linguaggio calcistico, e quindi c'è poco da stare contenti, c'è poco da applaudire o da alzare i vessilli da parte di Schlein e compagni, oppure da parte dello stesso Conte, perché l'Ungheria ha dimostrato ancora una volta che ci possono essere diverse sfumature, ma nella visione comunque del centrodestra europeo, nella visione del centrodestra anche in Ungheria, soprattutto tenuto conto del fatto che in un passato non più recente, ma tutto sommato abbastanza remoto, ebbero a sperimentare in Ungheria quelli che erano i nefasti di un'impostazione di socialismo reale, i nefasti di una impostazione che guardava verso il comunismo, e quindi oggi quel popolo ha mostrato, come ha ribadito anche il vice premier Salvini nel corso delle ultime ore, innanzitutto di potersi esprimere liberamente. Il voto va sempre rispettato. Se andassimo a fare poi l'analisi e l'esame specifico del voto e andassimo a verificare quello che è il pedigree del nuovo premier Peter Magyar, ci accorgeremo che in realtà stiamo parlando di un altro leader del centrodestra, sempre a livello europeo, un leader che probabilmente è più vicino a quello che può essere il concetto europeista, ma è inutile che in queste ore la von der Leyen faccia sorrisi e sorrisetti, perché sicuramente l'impostazione che darà Peter Magyar all'Ungheria sarà un'impostazione in continuità rispetto alla richiesta di linee alternative all'impostazione della von der Leyen. Un ultimo particolare su questo aspetto: ma quando mai si è visto un leader che dovrebbe essere al di sopra delle parti, soprattutto se guida la Commissione europea, se in qualche modo dovrebbe essere il leader a incarnare quella che è l'istituzione più importante a livello comunitario, quando mai si è visto che poi quel leader faccia tifo per una delle due squadre che possano essere rappresentate? Ecco, ancora una volta la von der Leyen ha dato prova di non essere adeguata a ricoprire quel ruolo, e la Lega bene sta continuando a fare dappertutto, senza se e senza ma, nel ribadire come ormai appartenga al passato, appartenga a quella preistoria della democrazia o pseudotale a livello comunitario, dopo che per anni, portando avanti quella sorta di finto New Deal green, ha di fatto raso al suolo quella che è l'economia comunitaria, soprattutto per quanto riguarda l'industria metalmeccanica, l'industria metallurgica, ma la stessa industria che nell'automotive ha avuto il rallentamento, per non dire il blocco che ha avuto rispetto agli altri grandi player internazionali, a causa di una visione sbagliata dell'economia e soprattutto del giusto rapporto di equilibrio che ci deve essere sempre tra economia ed ambiente. Bene, quindi ancora una volta crediamo che la von der Leyen l'abbia fatta grossa, e i partner europei dovranno prendere atto di questa ennesima caduta di stile di chi dovrebbe rappresentare super partes le istituzioni, e che invece continua a fare l'arbitro tirando fuori i cartellini gialli, verdi e soprattutto rossi, quando in realtà dovrebbe garantire l'assoluta terzietà e l'imparzialità del gioco. Passiamo poi ad un altro argomento che invece ci tocca un po' più da vicino, che parte da quelle che sono
considerazioni di carattere europeo, anche internazionale, per arrivare poi a vicende di casa nostra. Ci riferiamo alla manifestazione del 18 di aprile programmata e portata avanti dalla Lega a Milano, e questa manifestazione, che è una manifestazione che, come ha ricordato il vice premier, è una manifestazione che tende a valorizzare quelli che sono gli elementi fondanti della Lega, ossia il tema della sicurezza a tutto tondo, il tema della pace, che non può essere garantita esclusivamente attraverso il riarmo bellico, il tema dell'identità. Siamo un popolo, siamo una nazione che oggi ha riacquistato dignità sul palcoscenico internazionale grazie a questo governo, grazie all'azione anche e soprattutto della Lega. E alla fine l'altro tema è quello del contrasto non al mondo islamico, ma al fanatismo islamico, che può essere motivo di pericolo sotto il punto di vista della sicurezza, sotto il punto di vista anche della tranquillità, di quello che è il normale rapporto di integrazione che ci deve essere, integrazione però verso l'alto e non integrazione verso il basso, come la sinistra ha predicato per tanti anni. Ebbene, rispetto a questi 4 elementi fondamentali abbiamo visto che buona parte della sinistra lombarda, della sinistra milanese, possiamo dire anche della sinistra di Mezza Italia, ha chiesto al sindaco Sala di impedire l'effettuazione, quindi non soltanto a lui ma anche alle altre autorità locali, l'effettuazione di questa grande manifestazione di sovranisti europei, di gente che, come vuole la tradizione, mette al primo posto la tranquillità e la sicurezza. E che cosa avviene? Che ancora una volta, purtroppo, dall'altra parte della barricata, se questa è l'espressione ammissibile, abbiamo questa sorta di neofascismo rosso, ossia coloro che non la pensano come la Lega o come buona parte del centrodestra, e onde evitare quello che è un confronto civile, quella che è la libertà di manifestazione senza Molotov, come spesso avviene dall'altra parte, senza occupazioni di sedi nazionali del sindacato, come è avvenuto per la CGIL, ebbene, senza queste esasperazioni che arrivano addirittura nell'area della sovversione o dell'eversione, la Lega non ha fatto altro che chiedere la disponibilità di una piazza dove andare a manifestare. Bene, nel corso degli ultimi giorni si è fatto di tutto e di più per evitare questo evento e questa manifestazione, in nome di che cosa? In nome di una pseudo libertà antitetica che non esiste, perché la libertà deve essere la libertà di manifestare. L'articolo 21 della nostra Costituzione ce lo ribadisce anche quotidianamente, per cui si può non essere d'accordo con le nostre idee, ma lasciatecele esprimere. E chi non ce le vuole lasciare esprimere è perché geneticamente, cromosomicamente, ha all'interno del proprio DNA quell'approccio che è il fascismo latente, fascismo in questo caso rosso, di chi ritiene di essere il depositario della verità. Questa visione molto dicotomistica e soprattutto una visione molto manichea, che vorrebbe ascrivere soltanto ad una parte politica e pseudoculturale di questo paese la ricerca della verità, la ricerca e l'attuazione della democrazia, è ormai una visione desueta, è una visione ancestrale, ormai preistorica, che è stata cancellata da tante elezioni, da tanti plebisciti popolari nel corso degli anni, non soltanto in Italia, ma in giro per il mondo. Quindi sappiamo che alcuni di loro continuano a portare avanti il culto di De Victis, quindi guai ai vinti. Beh, non credo che possano vincere le prossime elezioni politiche, possano vincere le prossime elezioni comunali anche a Milano, continuando a portare avanti la strategia del terrore, continuando a portare avanti la strategia dell'insofferenza verso chi, come noi, come la Lega più in generale, o coloro che aderiscono ad una cultura di centrodestra, continuano a mettere al primo posto la sicurezza, la pace, l'identità e il contrasto, lo ribadiamo, non al mondo islamico, ma al
fanatismo di carattere islamico che spesso è da pregiudizio anche per coloro che portano avanti un culto religioso diverso rispetto alle altre religioni più diffuse nel nostro paese, tra queste naturalmente il cattolicesimo. Quindi sotto questo punto di vista riteniamo di respingere al mittente qualsiasi tipo di approccio estremistico. Il 18 di aprile, sabato prossimo, saremo a Milano a manifestare per la libertà di espressione del nostro paese, saremo in piazza a manifestare per il futuro del nostro paese. Avete ascoltato La belva civile.